Nei libri dei proverbi o nella Bibbia in generale abbiamo una corrente di pensiero che possiamo chiamare umanista. Umanista nel senso che senza parlare della rivelazione di Dio, che Dio ha detto, parla di cose correnti che capitano ogni giorno. Possiamo chiamare a questa corrente una sapienza mondana. Si parla di lavoro, del denaro, delle parole, della vita coniugale, eccetera, eccetera. E in questo contesto, è quello che mi ha colpito, è quello che volevo condividere con voi questo mattino, si parla di Dio, o della fede in Dio, di un modo naturale. Una cosa che sembra così evidente come le montagne, come il mare, come gli alberi. Dio. Non c'è niente di forzato. Un esempio di questo è in un capitolo che si trova lì vicino al testo che vogliamo riflettere questo mattino, si trova in Proverbi 16. E leggiamo dal versetto 2 un paio di versetti e vi accorgete: tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Versetto 6 e 7: con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si spia, e con il timore del Signore si evita il male. Quando il Signore capisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. E così. Quello che mi ha colpito in questi proverbi è che qui abbiamo una cultura, diciamolo così, popolare, che prende Dio e la sua azione come parte della vita. Nei proverbi, che sono un piccolo pezzo di poesia, il linguaggio è concentrato, a volte ci sono rimini, no? Fra le parole che si trovano, perché la sapienza popolare trova un modo di esprimere, così un modo breve, poetico, una cosa che parte della cultura. Quello che mi ha sorpreso in questo è che qui abbiamo una cultura, dunque quella cultura ebraica, che riflette come Dio è parte della vita dell'uomo. E beh, ho scelto uno di questi proverbi, il proverbio che si trova lì nel capitolo 19, il versetto 21, sì, per piacere potete aprire le vostre Bibbie e leggerlo di nuovo con me. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste, dice la mia versione. In questo proverbio, evidente, abbiamo un paragone fra due cose: i piani dell'uomo e il piano di Dio. Qui c'è dunque al primo posto un'affermazione sui piani, sui disegni, sui pensieri dell'uomo. Questo proverbio dice che sono molti, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo. Pensiamoci ai piani che abbiamo questo mattino, o a quei piani che abbiamo fatto, se abbiamo già un pochino i capelli bianchi come io, quei piani che abbiamo fatto dalla giovinezza, quando eravamo bambini. Quanti piani! Se aggiungiamo tutti i piani di quelli che sono nelle menti, negli spiriti delle persone qua, quanti piani! Se consideriamo tutti quelli che ci sono adesso nella città di Firenze, non c'è da contare, c'è tanti piani. Questi piani sono diversi, piani sulla vita, sullo studio, sulle vacanze, pressoché c'è l'estate, sull'economia, sono piani politici, sociali, amorosi, giovani.
sono piani buoni, giusti, cattivi, malfatti, ci sono desideri, aspirazione, fantasia. Il mondo è pieno di questi piani, dove ci possiamo contare tutti i colori, tutte le diverse sfaccettature dei colori. Sono molti i piani a livello umano. E a questo mondo di piani il proverbio mette accanto, fa il paragone con il piano di Dio. Un solo, unico piano di Dio. Evidentemente faccio un contrasto. Vedete voi? Un proverbio è una cosa da riflettere, perché in ogni proverbio, già dal punto di vista sintattico o dalla rima, c'è qualcosa che gioca. E qui mi sembra questo proverbio è un contrasto. Infatti, nella sintassi dell'ebraico viene per primo la parola molti. E voi sapete pure in italiano, quando una cosa viene per primo, se la sottolinea automaticamente. Non dice come l'hanno tradotto qua, ci sono molti disegni. No, dice molti sono i disegni nel cuore dell'uomo. Ma di un altro lato c'è il piano di Dio. Di che cosa sta parlando? Che cosa è questo piano di Dio? Mi sembra che qui sta parlando del piano di Dio per il mondo, il piano della redenzione. Dio ha un piano per il mondo. Questo sembra un po' strano per noi. È vero che c'è un piano. Molti giovani, quelli che viviamo nel mondo contemporaneo, c'è un piano per il mondo. Sembra quasi come un sogno, un pio desiderio. Per Israele, per questa cultura, per il popolo di Dio, questo piano è una realtà. Pensiamoci bene, qui non sta parlando un profeta, il profeta Isaia o Daniele, noi adventisti più vicini. Qui sta parlando la coscienza di un popolo. È un proverbio popolare che si diceva come buongiorno qui e là. Molti sono i piani. C'è un piano di Dio. E questa credenza nel piano di Dio per il mondo è rimasto uno dei tratti fondamentali dell'ebraismo. Se voi andate a parlare con un ebreo e sentite loro il ragionamento, dopo non molto tempo scoprirete che loro hanno nel sangue. Dio ha un piano per questo mondo. Che pensiamo noi come cristiani, come adventisti? C'è un piano di Dio? C'è il piano di Dio, è l'affermazione per il mondo. Questo piano è attivo, infatti è l'unico piano che rimane. Dice il versetto, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Qui c'è un altro tratto grammaticale che più o meno l'hanno tradotto qua, letteralmente dice, ma il piano di Dio, quello è colui che sussiste. Vedete voi di nuovo la sintassi sottolinea, no? Che questo piano è l'unico che rimane. Il piano di Dio è la vera realtà che rimane elevata, dice un commentatore, al di sopra della molteplicità, della diversità dei piani umani. Questo piano penetra e si manifesta nelle storie umane. Riflettendo un po' su questo proverbio, mi sembra che noi possiamo vedere qua una critica implicita, guardandolo da un punto di vista per primo negativo. Il proverbio attira la nostra attenzione sulla realtà del piano di Dio. Perché? Perché noi abbiamo la tendenza di vedere
soltanto i piani a livello umano. Nel mondo, soprattutto nel mondo secolarizzato, nel mondo contemporaneo, questo è automatico. Il piano di Dio neppure si sono accorti, neppure gli interessa. Solo i piani a livello umano. Ma mi sembra che a volte da noi è pure lo stesso. Noi abbiamo la tendenza a vedere soltanto i nostri piani. Dunque il proverbio